Bentornati in un nuovissimo appuntamento con le previsioni meteo. Stiamo assistendo al final warming, come vi ho detto nello scorso video, ma cosa vuol dire questo? Vuol dire che le correnti fredde non riusciranno però ad arrivare sull'Italia e transiteranno solo in parte, soprattutto sull'Inghilterra e sulla Scandinavia. Non riusciranno ad arrivare perché avremo ben attive queste correnti umide atlantiche che porteranno della forte instabilità nel corso della prossima settimana, e tutta la prossima settimana si prevede altamente instabile, accompagnata da rovesci e temporali anche forti. Come vedete, questa grafica mostra come il richiamo di correnti umide atlantiche sul nostro settore verrà molto colpito e avremo tante piogge, il rischio quindi di criticità idrogeologica che rimane alto nel corso della prossima settimana su gran parte delle regioni, soprattutto quelle settentrionali, quelle tirreniche. Quindi questo è quello che si prevede nella giornata ovviamente di domenica, di avviso nella serata al transito di questa forte perturbazione che porterà degli accumuli interessanti e notevoli sulla Liguria, poi anche sul Piemonte e sull'Alta Toscana. Liguria molto più colpita dal rischio di nubifragi, ma comunque avremo nel corso della nottata successiva di lunedì delle precipitazioni di estensione anche altrove, e questa è ovviamente la mappa che raffigura un po' in generale fino alla mattinata di lunedì come andrà a finire il passaggio del minimo, e avremo degli accumuli importanti su questi settori. E dopo lunedì, che ha interessato il medio basso Tirreno, sempre tra il Lazio e la Campania in modo particolare, avremo martedì questo fronte atlantico con nevicate che io vi ricordo saranno a quote molto alte per il periodo 1500-1700 metri sulle zone alpine, e su quelle prealpine anche oltre 1800, quindi addirittura sull'Appennino oltre i 2000 metri. Non sarà per niente inverno, le temperature saranno sopra la media stagionale dappertutto. Per quanto riguarda la giornata di martedì, come vedete, questa è la situazione con il peggioramento che dal mattino interessa a questi settori, poi il pomeriggio ovviamente che si estende entro la serata, vi ricordo, sui settori del nord Italia, sulla Corsica, comunque con precipitazioni più deboli su questi settori, più moderate come vedete sull'Alta Toscana sempre e sulla Liguria. Per quanto riguarda poi la giornata di mercoledì, attenzione, perché sempre questo ciclone che continuerà a stazionare sulla Spagna si dirigerà sempre più verso l'Italia, e nuove perturbazioni che si attivano atlantiche da ovest con un vortice freddo che aziona sulla Gibilterra non porterà nessuna ondata fredda da noi, e di conseguenza proseguirà una fase instabile sempre di matrice umida atlantica, con anche l'aria subtropicale che continua a mantenere temperature piuttosto alte dappertutto, con nubifragi sulle zone settentrionali e quelle tirreniche, nevicate ancora oltre i 1500 metri sulle zone alpine e prealpine, e temperature ancora sempre sopra la media. Non sarà per niente inverno, continuerà questo trend climatico anomalo e di conseguenza atlantico anche fino al weekend, pensate. Ne riparleremo nel corso dei prossimi contenuti.